Al via stamani il primo dibattito pubblico sulla futura tangenziale di Agrigento, che rappresenta un possesso di informazione, partecipazione e confronto sulle opportunità, le soluzioni progettuali e le potenzialità dell'opera inserita nel più ampio itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano di cui l'ANAS è il proponente. Tra i percorsi scelti l'alternativa 1, la 2B e la 2. Diversi tracciati su cui dovranno decidere i vari soggetti cui la strada attraversa il territorio, diversi calendari degli eventi. Il dibattito pubblico è stato introdotto in Italia da una normativa recente e prevede per le grandi opere un confronto, un'informazione e un dialogo con il territorio per far sì che il progetto sia un progetto condiviso dalle istituzioni territoriali, ma anche dagli stakeholder territoriali, quindi da chi vive e lavora sul territorio. È una fase di dialogo appunto che precede la formulazione del progetto esecutivo e che ha lo scopo proprio di far sì che il progetto esecutivo sia quello tra le alternative progettuali che più si adatta alle esigenze del territorio in cui si va a realizzare. Quindi ci sono varie ipotesi allora? Ci sono diverse alternative progettuali che oggi saranno illustrate dai progettisti incaricati da ANAS. È il primo passo concreto per cominciare a realizzare quest'opera, che è un'opera enorme. La Castelvetrano Gela sono 170 km per un valore economico in questo momento stimato intorno ai 6 miliardi di euro. Ovviamente il governo nazionale ha tutte le intenzioni di voler realizzare l'arteria, dobbiamo far quadrare i numeri ed è per questo che abbiamo voluto aggredire questo percorso partendo dalle due estremità, cioè dalla tangenziale di Gela da un lato, che non è ricompresa nel percorso ma che stiamo andando per cominciare a realizzare. Fra qualche mese presenteremo il dibattito pubblico sulla Castelvetrano Sciacca, quindi il primo lotto dall'altra parte, e ovviamente partire anche dal centro per poi spostarsi ai lati dalla tangenziale di Agrigento. Su questo, in sinergia con la Regione, abbiamo completato il progetto di fattibilità tecnico-economico per un valore di circa 14 milioni di euro. Oggi parte il dibattito pubblico previsto dalla legge ed è importante perché amministratori comunali, le comunità, gli imprenditori, le associazioni e tutti coloro che vogliono esprimere un'idea possono oggi esprimere affinché si possa snellire l'iter e per poi disinnescare eventuali contenziosi in futuro. Per questo il dibattito pubblico di oggi parte in grande stile. La prima volta ad Agrigento, e in realtà sono proprio i primi dibattiti pubblici che stiamo avviando in Italia. Al momento mi pare che in Italia ce ne sono in totale 9. Sì. La legge li prevede obbligatoriamente, per quanto in alcuni casi vi possano essere delle deroghe, ma noi non abbiamo ritenuto chiedere deroga per quest'opera, perché comunque il coinvolgimento del territorio, del pubblico, riteniamo essere una cosa molto importante e auspichiamo anche che possa poi favorire tutto quanto l'iter procedurale e approvativo di quello che è il progetto, che è un iter abbastanza complesso. Quindi siamo ben lieti di vedere la partecipazione del territorio e di raccogliere tutte quante quelle che sono i possibili eventuali suggerimenti che probabilmente verranno. È chiaro che è un iter che inizia oggi, ma sarà lungo nella sua dinamica. Quando si prevede l'obiettivo magari di realizzazione? Guardi, purtroppo l'iter di approvazione di un progetto è un iter abbastanza lungo e complesso, perché tutte le approvazioni che devono essere prese su un progetto sono numerose. E il dibattito pubblico, che in realtà è una nuova procedura che è stata inserita in tutto quello che è l'iter approvativo, potrebbe sembrare che possa aumentare il tempo di realizzazione. Noi auspichiamo, come ho già detto prima, invece che possa essere un vantaggio. Allora, intanto oggi inizia una procedura molto particolare, che è quella del dibattito pubblico, per condividere con il territorio non solo gli amministratori locali, ma diciamo tutti i portatori di interesse e soprattutto i cittadini, condividere quella che sarà la soluzione progettuale prescelta. Siamo a livello di studio di fattibilità, ci sono più alternative sul tavolo e per questo tipo di opere così importanti anche dal punto di vista economico la norma, la legge specifica vuole che ci sia questo confronto molto capillare. Quindi si inizia oggi, andremo avanti ancora per qualche settimana e auspichiamo che i contributi, i suggerimenti, anche le critiche, perché a questo serve il dibattito pubblico, siano
numerose e siano costruttive per arrivare poi velocemente alla soluzione progettuale finale. Ci sono già due percorsi, due ipotesi, mi pare. Ci sono in realtà tre alternative già studiate, chiaramente i tecnici progettisti individuano quella che è la soluzione preferenziale sul piano prettamente tecnico, poi il dibattito pubblico porterà a sviluppare e a sviscerare tutti gli altri aspetti. In questo contesto generale in cui vediamo piano piano svilupparsi finalmente, direi, delle opere pubbliche e delle opere e delle infrastrutture viarie di cui questa provincia ha un grande bisogno. Io credo che anche c'è una valenza forte di questo passaggio. Significa condividere con il territorio e quindi con gli enti locali in particolare un percorso, non nella bontà dell'opera, su cui credo tutti sono d'accordo, ma il percorso e quindi tenere conto di quelle che sono le esigenze di comunità che aspettano da tanti anni interventi come questo. Quindi ho voluto proprio anche dare un'ulteriore conferma anche dell'attenzione che chiaramente chi rappresenta il governo nel territorio ha e deve avere nei confronti di questo tema, tenuto conto che comunque bisogna dare atto al sottosegretario Cancelleri, all'assessore Falconi, ad ANAS, che c'è un'attenzione che probabilmente non si riscontrava prima.